difficile. Tumori della mammella è un'emergenza veneta come un'emergenza del mondo occidentale. Per il sesso maschile certamente il tumore della prostata è un tumore ad alta incidenza. La notizia almeno parzialmente rassicurante è che colpisce la fascia di età più avanzata. Questi i tumori che incidono di più sulla salute dei padovani, a dirlo il responsabile del registro dei tumori Veneto analizzando i dati del 2013. Il registro serve proprio a mappare le malattie tumorali per capire come agire e su che problematiche andare a investire maggiori fondi. Ha l'ambizione di mappare il 100% dei veneti, traguardo che verrà raggiunto negli anni. Per ora l'obiettivo è arrivare alla copertura del 67% entro il prossimo mese di luglio. E dei miei collaboratori ai quali chiedo uno sforzo aggiuntivo in questo momento di emergenza PFAS per produrre quei dati che siano, mi auguro, rassicuranti, certamente veri per la cittadinanza veneta.